Tanto affetto per Michele Pasinato, oltre 300 persone al funerale alla Chioene Arena con due passioni in comune, la pallavolo e la stima per Paso, l'opposto padovano scomparso a 52 anni dopo una lunga malattia. 10 anni alla pallavolo Padova, la maglia azzurra e il titolo mondiale nel 1988 ed europeo nel 92 e 93 con la generazione di fenomeni tirata su da Julio Velasco. C'era anche l'allenatore argentino a ricordare il fuoriclasse padovano e con lui i compagni di squadra di Pasinato in maglia azzurra e bianconera, Tofoli, Franceschi, Tovo, Cantagalli, Papi, Pippi, Lucchetta e Bernardi, l'ex presidente Sartorati. Tutti lo soprannominavano un po' un orso, no? Ma lui era un orso buono, proprio aveva un cuore buonissimo, era una persona attenta, molto disponibile, come ripeto. Poche parole, molti fatti? Ma assolutamente sì, non era sicuramente uno di quelli molto espansivo, forse aveva anche un carattere un po' timido, però ricopriva questa sua bontà, ecco. Buono e innamorato della pallavolo e della sua famiglia fino alla fine. Così lo hanno ricordato il figlio Edoardo e la moglie Silvia. Quella pallavolo che dopo la carriera agonistica Michele Pasinato ha continuato a praticare insegnandola ai più giovani, figli compresi. E aggiungendoci un motto tutto suo: bisogna sempre avere presente che la pallavolo è un gioco. Con quel suo ghigno, con quella sua corazza, con il suo modo di essere pronto, con le sue spalle larghe, di poter trascinare non solo in qualità di opposto ma in qualità di uomo, un esempio importante, perché non è un caso che tutte le palle vanno finalizzate dall'opposto, però l'opposto con la sua umiltà, col suo sorriso era sempre stato disponibile e soprattutto anche nel dopo partita, nel fare sempre squadra. Michele penso che sia da ricordare veramente come una splendida persona, spiritualmente sempre vicino e sempre nei nostri cuori.